Il Vescovo ha indetto la seconda visita pastorale alla diocesi di Chiavari. Gesù, scrive nella lettera di indizione, chiede di salire sulla nostra barca per annunciare il Vangelo. Davanti a Dio nessun trucco. Nella catechesi sul Padre Nostro il Papa ha evidenziato l'assenza nella preghiera della parola io e ha chiesto l'impegno per la conversione dei lontani. 3 anni complicati, ma a Lavagna è stata ripristinata la legalità. A dirlo i commissari che a pochi mesi dalle elezioni tracciano un bilancio e dicono chi sarà eletto potrà governare con serenità. Fame, povertà, mancanza di medicine, tanta paura è la situazione in cui vive ormai da anni il popolo venezuelano. A raccontarlo a Telepace una suora rosminiana, missionaria da 18 anni nel paese. Con il secondo semestre la Scuola di Teologia di Chiavari avvia nuovi corsi sulla dottrina sociale della Chiesa e il dialogo interreligioso. Aperte le iscrizioni ai corsi che partiranno lunedì. Fabio Quagliarella, capitano blucerchiato, ha ricevuto per il secondo anno la rete d'argento del Sampdoria Club Gianni De Paoli, un premio condiviso con la squadra e i tanti tifosi. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. In apertura una notizia che riguarda la nostra diocesi che ci porta a domenica 17 febbraio, data di inizio della seconda visita pastorale del Vescovo alla diocesi di Chiavari. Un cammino lungo più di un anno che prende il via adesso per concludersi nella primavera del 2020. Nella lettera d'indizione della visita pastorale, Monsignor Alberto Tanasini richiama l'impegno di testimonianza e di annuncio del Vangelo nell'attuazione delle linee pastorali definite al termine del lavoro sinodale dei tavoli del giugno dell'anno scorso. L'immagine proposta è quella della pesca miracolosa. Il servizio. Il Vescovo Alberto Tanasini ha indetto la seconda visita pastorale alla diocesi di Chiavari, che inizierà domenica 17 febbraio e proseguirà fino alla primavera del 2020. Le prime tappe saranno nel mese di marzo i 4 ambiti del vicariato di Sturla e Graveglia e fra la fine del mese di marzo e l'inizio di aprile l'ambito di Santa Margherita Ligure. Poi ci sarà una lunga pausa e la visita riprenderà in autunno. La visita pastorale è uno dei compiti che il Vescovo svolge ed è quello di andare a incontrare le varie comunità presenti nel territorio della diocesi, con la sua presenza essere segno appunto dell'unità diocesana, del suo essere pastore della Chiesa che è in Chiavari e quindi di accompagnare e sostenere le realtà parrocchiali o le comunità presenti in diocesi. La scelta è quella di incontrare le comunità parrocchiali non singolarmente ma per ambiti. Questa parola è un po' particolare, forse un po' ormai l'abbiamo imparata a conoscere. Sono quegli spazi, quelle realtà di territorio dove diverse comunità parrocchiali sono state invitate a lavorare insieme. Sono state definite già in passato e certamente le linee pastorali che il Vescovo ha dato l'anno scorso le hanno rilanciate. Quello che lui ha scritto nella lettera con cui ha indetto la visita pastorale è proprio quello, no? Il desiderio di farsi presente nei singoli ambiti pastorali per poter accompagnare questo lavoro che si è avviato con le linee pastorali laddove è già stato avviato e forse anche aiutare quegli ambiti in cui si sta iniziando questo cammino di comunione. Il cuore, come si prepara all'arrivo del Vescovo? Perché forse ciascuno lo può attendere, al di là dei gruppi strutturati, diciamo. Sì, io credo che lo si prepara innanzitutto col desiderio di accogliere un po' questa sfida che il Vescovo, non da solo, ma insieme alla comunità della diocesi intera, ha accolto con le linee pastorali, che è una sfida che, se ricordiamo, nasce ancora dal lavoro dei tavoli, no? E da chiederci come Chiesa di Chiavari, come possiamo oggi annunciare il Vangelo nel nostro territorio. E allora, se c'è questo desiderio di chiedersi come possiamo crescere oggi nel vivere il Vangelo, credo che sia la ragione di fondo. Il Vescovo e noi insieme a lui possiamo confrontarci e aiutarci ad accogliere questa sfida. Siamo all'udienza generale del Papa che questa mattina ha proseguito la catechesi sul Padre Nostro e ha detto: Gesù non vuole ipocrisia, nel Padre Nostro non c'è mai la parola io. Nei saluti finali dell'udienza generale ha esortato all'impegno per la conversione dei lontani e dei più vicini. La sintesi nel servizio.
La preghiera non è un'anestesia per stare più tranquilli, pensando soltanto all'io, ma è una supplica per chiedere il pane per tutti i poveri del mondo. Con queste parole Francesco all'udienza generale in Aula Paolo VI ha proseguito la catechesi sul Padre Nostro. Cristo, ha detto, non vuole ipocrisia. La vera preghiera è quella visibile solo a Dio, che rifugge dalla falsità. Essa però non scade mai nell'intimismo, tant'è che nella preghiera che ci ha insegnato spicca un'assenza impressionante, la parola io. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle, il noi. Siamo in comunità, siamo fratelli e sorelle, siamo un popolo che prega, noi. Una volta un cappellano di un carcere mi ha fatto una domanda. Mi dica, padre, quale è la parola contraria al io? E io ingenuo ho detto, tu. Quello è l'inizio della guerra. La parola opposta all'io è noi, dove c'è la pace, tutti insieme. Nella preghiera, ha proseguito Francesco, un cristiano porta tutte le difficoltà delle persone che gli vivono accanto. Se uno non si accorge che attorno a sé c'è tanta gente che soffre, allora significa che il suo cuore è di pietra. In questo caso, spiega il Papa, è bene supplicare il Signore che ci tocchi con il suo spirito ed intenerisca il nostro cuore. Questo sentire compassione è uno dei verbi chiave del Vangelo. Ci possiamo chiedere, quando prego, mi apro al grido di tante persone vicine e lontane? Oppure penso alla preghiera come una specie di anestesia per poter stare più tranquillo? Lancio la domanda e ognuno si risponda. In questo caso sarei vittima di un terribile equivoco. Certo, la mia non sarebbe più una preghiera cristiana, perché quel noi che Gesù ci ha insegnato mi impedisce di stare in pace da solo e mi fa sentire responsabile dei miei fratelli e sorelle. Torniamo sul nostro territorio. Il riparto del Fondo Sanitario Nazionale premia la Liguria con il riconoscimento di maggiori risorse rispetto all'anno scorso. Per il 2019 sono stati assegnati alla Regione poco più di 3 miliardi e 78 milioni di euro rispetto ai circa 3 miliardi e 56 milioni del 2018, con un incremento quindi di oltre 22 milioni. È quanto è emerso oggi al termine della conferenza Stato-Regioni cui ha partecipato il presidente Giovanni Toti. La Liguria è riuscita a ottenere ulteriori risorse dunque rispetto al 2018 con il riconoscimento votato all'unanimità in sede di conferenza di 2 milioni quale contributo a seguito del crollo del Ponte Morandi. Toti ha ringraziato la conferenza per il riconoscimento legato alla tragedia del 14 agosto scorso. Il pensiero allora come oggi è rivolto alle vittime e alle loro famiglie e ha detto la Liguria, poi aggiunto, ha reagito con forza e determinazione anche dal punto di vista del sistema sanitario. Vanno avanti a Lavagna le operazioni di demolizione della veranda del bar Ostigoni dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune. E questa mattina il commissario Gianfranco Parente ha tracciato un bilancio dell'attività dopo quasi 3 anni dagli arresti nell'ambito dell'inchiesta Conti di Lavagna. Sentiamo. 3 anni complicati, ma a Lavagna è stata ripristinata la legalità. È in sostanza il bilancio tracciato questa mattina dal commissario Gianfranco Parente a nome di tutta l'equipe prefettizia. C'è soddisfazione per un lavoro che dal 2016 ad oggi ha portato risultati concreti verso la regolarizzazione di situazioni critiche e controverse. Si è dato prevalenza soprattutto alla lotta contro l'abusivismo edilizio, a una risistemazione di quelle che erano le concessioni demaniali, ad una verifica della regolarità delle stesse e si è cercato soprattutto di intervenire in tutti quanti quei settori in cui si potevano annidare criticità per il legale esercizio di quelle che erano le funzioni comunali. La commissione prefettizia, spiega ancora Parente, ha attuato una verifica approfondita di tutta la macchina comunale. Sono state prese, prosegue, quelle accortezze necessarie che hanno permesso di smantellare, per esempio, abusi edilizi che erano in piedi da anni, con il pensiero a chi riprenderà in mano il comune con le prossime elezioni. Abbiamo adottato tutti quei rimedi che poi consentiranno anche alla nuova amministrazione che si insedierà di lavorare con maggiore serenità e che soprattutto gli consentiranno di operare nella legalità. Tuttavia, dice il commissario, sarà necessario continuare ad esercitare una funzione di controllo. L'attenzione non dovrà mai venire meno. È fondamentale che ogni cittadino si senta in prima persona responsabilizzato a controllare chi lo governa e a segnalare qualsiasi attività che non rientri, diciamo, nei crismi della legalità. Questo è fondamentale.
Infine i lavori, i più urgenti sono quelli per ripristinare la costa colpita dalla mareggiata di fine ottobre. Dalla Regione è arrivato un contributo importante, i commissari intendono aprire i cantieri nel più breve tempo possibile. Proprio per evitare che ulteriori mareggiate possano ulteriormente portare disastri sulle spiagge, soprattutto anche in vista della prossima stagione estiva. Rimaniamo in tema orizzonti di giustizia sociale, è il tema che accompagnerà la 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia da Libera e da Avviso Pubblico. La data riconosciuta è quella del 21 marzo. La piazza italiana principale sarà Padova, in Liguria sarà Sestri Levante. Qui, al termine di una marcia per le vie cittadine, il ritrovo sarà alle 11 in piazza Matteotti per la lettura dei nomi. L'obiettivo è quello di approfondire e conoscere un problema a noi vicino. L'associazione ricorda che l'unico comune nel nord Italia per ora sciolto per infiltrazioni mafiose è proprio quello di Lavagna, ma anche di valorizzare le positività che anche nel Tiguglio meritano di essere raccontate. 2.600.000 euro per realizzare una serie di interventi contro il dissesto idrogeologico. Si tratta di fondi derivanti da vecchie ordinanze di protezione civile stanziati ma mai usati, che ora attraverso Regione Liguria saranno distribuiti sul territorio. Serviranno per effettuare interventi a causa degli eventi alluvionali del novembre 2014. I soldi in particolare andranno a Ceranesi, Campomorone, Mignanego, San Colombano, Certenoli. Questi comuni dunque vedranno trasferite le somme nei loro bilanci e potranno utilizzarle fin da subito. In particolare a San Colombano Certenoli è previsto l'adeguamento della sezione di deflusso del torrente Lavagna, a partire dal tratto canalizzato dalla piazza di San Colombano sino alla foce. Apriamo ora una finestra sulla situazione del Venezuela. Questa sera nella nostra rubrica Missione Mondo, Don Siriac intervisterà Suor Maria Giuditta Barison delle Rosmignane della Provvidenza, che in questi giorni si trova a Chiavari. Il quadro che emerge dalle sue parole è drammatico per quanto riguarda la situazione della popolazione. La speranza, peraltro espressa in queste ore dal Vaticano, è di evitare un bagno di sangue. Ne vediamo un passaggio. Suor Maria Giuditta Barison è missionaria in Venezuela da 18 anni. La Rosmignana ha vissuto in prima persona il declino del paese, dagli anni della presidenza di Chavez fino al passaggio di consegna a Maduro e alla crisi di queste settimane. In questi giorni a Chiavari, nella casa della famiglia religiosa, per assistere una consorella malata, Suor Maria Giuditta testimonia la sofferenza dei venezuelani. Non si trovano le cose necessarie, non ci sono i soldi sufficienti per poter pagare e comprare, specialmente quello che riguarda anche le medicine. I bambini muoiono di polmonite, muoiono perché non hanno alimento, già nascono sottoalimentati perché la madre non può alimentarsi come deve. Negli ospedali ci sono infezioni, per cui è anche pericoloso entrare negli ospedali. E anche sotto l'aspetto psichico, perché questa tensione di pensare che cosa darò alla famiglia, che cosa posso incontrare, lo trovo, non lo trovo, la insicurezza anche della società, perché la malavita si è sviluppata in una maniera impressionante. È difficile capire come uscirne, dice ancora la religiosa. Con Guaidó si è accesa una piccola speranza, ma chi sta al governo difficilmente lascerà il potere, spiega, potendo contare su vari appoggi anche esterni. Ci sono le forze armate rivoluzionarie della FARC e ELN della Colombia, i russi, la Hezbollah, i cinesi, i cubani che sono in tutti i settori del governo, per cui solamente Dio sa qual è davvero la soluzione. Il governo italiano non riconosce né Guaidó né Maduro e spinge per elezioni libere e trasparenti. La Chiesa sta lavorando per arrivare ad una mediazione, in campo anche i vescovi del Venezuela. Sempre hanno appoggiato il popolo, sempre lo hanno animato e sempre hanno detto al governo quello che dovrebbe fare. Però non è stato ascoltato. Ultimamente, per esempio, tanto per dire come la Chiesa partecipa anche alle manifestazioni, ha dato il permesso ai vescovi che anche i sacerdoti religiosi possono partecipare, se non politicamente, però sì come presenza alle manifestazioni. Commissione Mondo questa sera alle 21:10 su Telepace 1, il canale è il 15. Torniamo in diocesi. Con l'inizio del secondo semestre la scuola di teologia della diocesi di Chiavari propone alcuni nuovi corsi. Il lunedì si terranno lezioni di Sacra Scrittura, gli Atti degli Apostoli, la letteratura paolina. Il mercoledì si approfondirà la dottrina sociale della Chiesa con particolare attenzione al dialogo interreligioso. Il venerdì il corso sui sacramenti. Ma vediamo l'intervista di presentazione.
Perché avete deciso anche di introdurre questi nuovi corsi? Che tipo di approfondimento viene offerto? Ma alcuni corsi sono istituzionali, quelli sulla Sacra Scrittura e sulla teologia. Invece il corso su dottrina sociale della Chiesa, che sarà condotto dal professor Luigi Baldi dell'Università di Genova, ci sembrava urgente e attuale anche per la stagione che stiamo vivendo, quindi conoscere un attimo i fondamenti dell'insegnamento sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum di Leone XIII fino all'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Invece il corso sul dialogo interreligioso, anche quello lo sentivamo particolarmente attuale anche per il lavoro che la nostra diocesi sta facendo di dialogo con l'ebraismo, con l'Islam, e quindi anche questo corso, che sarà guidato dalla professoressa Franca Landi, che è docente all'Istituto di Scienze Religiose di La Spezia, iniziando dal Concilio Vaticano II, vorrà un po' percorrere il percorso che la Chiesa ha fatto riscoprendo le altre religioni e l'importanza del dialogo con esse. Per seguire questi corsi qual è l'impegno settimanale? L'impegno settimanale, ogni corso abbraccia 2 ore, che sono praticamente 2 ore di 45 minuti, quindi 1 ora e mezza. Chi si può iscrivere, chi può iniziare questo percorso? Ma avendo già iniziato l'anno accademico, di fatto a questo punto si possono iscrivere solo degli uditori, cioè persone che sarebbero interessate a frequentare uno o più corsi senza neanche l'obbligo dell'esame. Da quando partono questi nuovi corsi? I corsi partono lunedì prossimo, quindi lunedì 18 febbraio. Invece il corso sull'ecumenismo, per permettere anche una maggiore divulgazione del programma, eccetera, partirà il mercoledì 27 febbraio. Per iscriversi come si può fare? Per iscriversi bisogna recarsi alla segreteria della Scuola di Teologia, che è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 5 alle 7 di sera qui in piazza Nostra Signora dell'Orto, numero 8, l'ingresso del seminario vescovile. Cambiamo argomento. Chiavari ha celebrato oggi la giornata del ricordo, istituita 15 anni fa per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Questa mattina si è svolta una conferenza in auditorium, siamo andati a vedere. Ricordare una pagina oscura per rendere giustizia a quanti hanno sofferto, ma anche per imparare dalla storia. Per questo Chiavari ha celebrato il giorno del ricordo. Stamani all'Auditorium San Francesco si è svolta una conferenza per fare memoria dell'orrore delle foibe e dell'esodo di circa 350.000 istriani, fiumani e giuliano-dalmati dalle loro terre, annesse nel secondo dopoguerra alla Jugoslavia di Tito. L'istituzionalizzazione di questa giornata, avvenuta con una legge del 2004, è stata fondamentale per tutte le comunità degli esuli. Da parte nostra non vi è assolutamente, anche come associazionismo e quant'altro, alcuna rivalsa nei confronti della Jugoslavia. Diciamo che ormai ci siamo integrati completamente nel territorio italiano, i nostri figli sono italiani, non sono, e hanno perso quei contatti, hanno purtroppo perso quelle radici se non attraverso i nonni. Per noi è un rimpianto, ormai rappresenta quel moto dell'anima in cui si pensa al passato con un grande rimpianto di quello che non c'è più. Oggi, ha spiegato Eva, occorre pensare ad un'integrazione più generale a livello europeo e a uno sforzo comune per riportare alla luce la verità di quel periodo storico. Perché così come molti italiani non conoscono la storia nostra, la storia dell'esodo, è assolutamente sconosciuta, ad esempio, al di là del confine, perché gli istriani e gli slavi in generale sono completamente all'oscuro di ciò che è stato la vicenda del fronte orientale. Nell'incontro odierno, Claudio Eva ha colto l'occasione per ringraziare i chiavaresi e la diocesi dell'accoglienza avvenuta all'epoca nei confronti degli esuli. Hanno accettato con molta benevolenza la nostra presenza e hanno accettato particolarmente i nostri ragazzi, i nostri figli, nel poter proseguire, andare avanti negli studi e poi da questi essere integrati completamente nell'ambito della città stessa. In particolare la Chiesa, le suore e il Vescovo stesso diedero un grossissimo aiuto alla popolazione istriana nel loro arrivo.
Andiamo ora all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Dopo aver realizzato il reparto di cure palliative pediatriche a misura di bambino, oggi è stato inaugurato un particolare lavoro di restyling nel reparto di risonanza magnetica. Vedete le immagini. Gli ambienti diagnostici sono stati disegnati dai creativi della The Walt Disney Company Italia attraverso i personaggi di Toy Story. Vedete nelle riprese la parete, appunto, come è stata trasformata. L'ambiente ora è coloratissimo e accogliente. L'iniziativa è stata promossa dal progetto per gli ospedali e l'infanzia, anche noto come progetto Pinocchio, un modo dunque per restituire dignità alle persone sofferenti, in questo caso ai più piccoli. Alla BIT di Milano hanno partecipato anche gli albergatori e i ristoratori di Lavagna e Cavi, oltre all'Accademia del Turismo, ospiti nello stand della Regione Liguria con il consorzio Liguria Together. Gli studenti dell'Accademia, guidati dal direttore Chiara Rosatelli e dal maître Daniele Immovilli, hanno accolto un centinaio di ospiti con un menù preparato con prodotti locali. Con 21 alberghi, 625 camere e 1230 posti letto, l'Associazione Albergatori di Lavagna punta a sviluppare l'accoglienza, dato che, come dichiarano Tiziano Sada e Gianluca Perrone, rispettivamente presidente e socio del sodalizio, da 3 anni Lavagna è priva delle indispensabili attività di promozione turistica. E ora tutti gli appuntamenti per la giornata di domani. Sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 14 febbraio. Pilastri della natura è il titolo della mostra di Roberto Scarpone allestita nella chiesa di San Nicolò di Capodimonte a Camogli. Si tratta di un'esposizione di scultura curata da Flavia Motolese, visitabile sino al 17 marzo, tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 17:30. Alle 10:30 a Sori i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e quelli del primo anno della primaria dedicheranno una parte della mattinata alla pulizia delle spiagge, soprattutto dalla plastica. In due è meglio, speciale iniziativa del Musel di Sesti Levante per la festa di San Valentino. Chi visiterà il museo in coppia pagherà un solo biglietto d'ingresso e riceverà un piccolo omaggio. L'orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Alle 10:45 nella sala del Consiglio metropolitano di Palazzo Spinola a Genova, dibattito dal titolo Innovazione in movimento un anno dopo. Saranno presentati i dati dell'ultimo anno di ATP esercizio. Corso di prima formazione per tutti i responsabili e addetti del settore alimentare organizzato dalla Confesercenti di Sestri Levante. La lezione si svolgerà dalle 14 alle 19 al point dell'associazione in via Olive di Stanghe 27. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16, nei locali di Villa Quairolo, Luciano Malusa affronterà il tema L'Europa e le migrazioni degli europei nei secoli XIX e XX. Infine, l'esplorazione del sistema solare, cosa c'è là fuori, è il titolo della conferenza in programma alle 17:30 in comune a Rapallo. A parlarne Barbara Negri, responsabile dell'unità di esplorazione e osservazione dell'universo dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'iniziativa è curata dallo Zonta Club. Ritorna domani, giovedì 14 febbraio, nella ricorrenza di San Valentino, l'appuntamento con il quale l'amministrazione comunale di Cogorno festeggia le coppie con 50, 55, 60 e oltre 60 anni di nozze. Quest'anno sono 48 le coppie invitate dal sindaco. Tutte nel corso del 2018 hanno raggiunto l'importante traguardo della vita a due. L'iniziativa vuole essere un omaggio a tutte quelle coppie che hanno contribuito a far crescere e a sviluppare la comunità con il loro lavoro, con il tangibile attaccamento alla famiglia e con uno spirito di partecipazione sociale e solidale. L'appuntamento alle 10:30 nella sala consigliare del Comune. E ora siamo allo sport. Con una serata di gala ospitata all'Hotel Due Mari di Sesti Levante, il Sampdoria Club Gianni De Paoli ha assegnato la 35esima rete d'argento. Il riconoscimento, che premia un calciatore blucerchiato che si è contraddistinto sul campo e fuori dal campo, è andato per il secondo anno consecutivo all'attaccante e capitano della squadra Fabio Quagliarella. Il servizio. Fabio Quagliarella. Guarda, Quagliarella, ne parlavamo prima, è il tipico giocatore che uno si aspetta quando vede le figurine, cioè un ragazzo meraviglioso, fa il suo, è sempre stato, dove è andato, è sempre stato rispettato, ha sempre rispettato gli altri e devo dire che ce ne fossero di giocatori, anzi per me è un giocatore che dovrebbe essere esempio per i ragazzini che cominciano a giocare a pallone. Francesca è sempre amica del nostro Tigullio,
Per forza, quindi io stasera sono troppo felice di essere qui ospite del Sampdoria Club Lavagna a Sestri, posti splendidi che abbiamo per premiare una persona splendida come Fabio Quagliarella, che io definisco veramente un campione con la C stramaiuscola, perché campione non solo in campo con la sua tecnica fantastica, ma fuori dal campo. Secondo anno di fila qui per la Rete d'Argento, per cui credo strameritata. In primis li ringrazio per il secondo anno consecutivo, è sempre una bella soddisfazione. Poi li ringrazio perché mi fanno sentire a casa, cioè mi fanno stare bene, io con loro mi sento a mio agio e quindi questa è una cosa che poi ovviamente ti fa lavorare molto con più serenità. Io faccio gol perché i miei compagni mi mettono nelle condizioni di fare gol, quindi non c'è nessun Quagliarella dipendente. Quindi qui lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, quindi se non ci sono io sarà qualcun altro al mio posto che farà gol, quindi il modo di giocare è sempre lo stesso, come in campo si cambia modulo e viceversa. L'obiettivo deve essere quello, ovviamente siamo lì e dobbiamo provarci, giochiamo tutti in una società importante che ha vissuto grandi momenti, quindi ne sarebbe bello poter regalare una gioia ai tifosi. Prima di concludere una notizia di servizio, ricordiamo che a Chiavari continuano i lavori di sistemazione dei marciapiedi di Corso Garibaldi all'incrocio con Corso Colombo. È previsto un nuovo intervento di sostituzione delle valvole e delle tubature che sono presenti in questa zona e domani, giovedì 14, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 13:30 alle 16:30 nella zona compresa tra la fine di Corso Garibaldi e Corso Colombo, Piazza Leonardi, via Jacopo Rocca, via Premuda, Largo Ravenna e il porto turistico. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio una nuova puntata di Missione Mondo con l'intervista alla suora rosminiana missionaria in Venezuela di cui abbiamo parlato nel telegiornale. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.